L'inno nazionale per salutare l'80° campionato in Serie B, tutte le bandiere schierate della tifoseria della Sampdoria, 20.000 sugli spalti per salutare la squadra che prova a ritornare in Serie A dopo il campionato scorso, cominciato di questi tempi con la Champions League e poi finito, come si sa, con la retrocessione. 3 facce nuove importanti nella squadra sandoriana: il tecnico Azzori, il portiere titolare della nazionale argentina Romero e poi Bertani, l'attaccante arrivato dal Novara. Dall'altra parte ci sono i reduci della rivoluzione di questa estate nel Padova. 13 facce nuove, hanno cambiato praticamente tutto, a cominciare dall'attacco: non più El Shaarawy, non più De Paula, non più Ardemagni, ma Lazarevic, Ruopolo, Coppola e poi tutti quanti gli altri, dopo il brillantissimo campionato che il Padova ha visto protagonista, poi sconfitto soltanto ai playoff. E a proposito di sconfitte, non ha mai perso il campionato, playoff a parte, dall'arrivo del tecnico del Canto, cosa avvenuta dopo l'1-3 del 14 marzo, derby col Cittadella. Le formazioni con le squadre che si sono appena schierate: Sampdoria con Romero in porta, in difesa 3 uomini, Volta, Costa e Accardi, a centrocampo 4 e sono Padalino, Palombo, Obiang, Castellini, attacco Coman, Pozzi e Bertani. Il Padova è schierato con Pellizzoli in porta, 4 difensori: Donati, Schiavi, Legati e Renzetti, a centrocampo Bovo, Milanetto e Marcolini, l'attacco Cutolo, Ruopolo e Lazarevic. L'arbitro è Pinzani di Empoli, assistito da Meli e Marrazzo. Il quarto uomo è Pairetto. Studio. Adesso c'è un tentativo, un passaggio perfetto per Pozzi al limite dell'area piccola del Padova, disturbato da un difensore settato di Schiavi. Ha messo il pallone oltre la linea di fondo. Buonissima questa opportunità della Sampdoria, la prima vera occasione della partita capitata a Pozzi, non è riuscito a sfruttarla. Siamo arrivati nel frattempo al 30°, Sampdoria 0 Padova 0 Roma. E allora andiamo a sentire la fine del primo replice. Il gol della Sampdoria in vantaggio, una papera difensiva del Padova, stava giocando benissimo, qui ha giocato malissimo, si è infilato Bertani e ha beffato il gigantesco portiere avversario Pellizzoli. Dunque 41 minuti e 50 secondi, Sampdoria 1 Padova 0. Studio. 44 minuti e 15 secondi, Sampdoria 1 Padova 0. Dunque il vantaggio della Sampdoria nel momento migliore del pezzo di partita che fin qui abbiamo visto e raccontato, nel momento migliore del Padova, che stava continuando a crescere mettendo in difficoltà la Sampdoria. Si sono presi evidentemente un po' troppa confidenza, perché c'è stato un pasticcio difensivo con Bertani che era lì appostato al limite dell'area del Padova davanti a Pellizzoli. È stato molto incisivo, molto determinato, gli ha rubato il pallone ai difensori del Padova e ha insaccato Pellizzoli. Non poteva davvero fare nulla, ma il Padova è ripartito subito adesso con Lazarevic sulla sinistra, è fronteggiato da Volta, prova a entrare in area, lo fa, palla in mezzo, cercava Ruopolo, c'è stato un intervento difensivo da parte di Costa, centrale di difesa della Sampdoria. Nel frattempo scade il 45° e contemporaneamente il quarto uomo Pairetto alza la lavagna luminosa per dire che ci saranno 2 minuti di recupero. C'è un calcio d'angolo, il primo per il Padova, lo raccontiamo e poi torneremo a Roma. La battuta di Marcolini è stata davvero sballata. Dunque sono passati 20 secondi dei 2 minuti di recupero assegnati dalla terna arbitrale e la linea con la Sampdoria in vantaggio per 1-0 sul Padova. Torna a Roma. Azione di Luis Enrique che ha perso a Bratislava per 1-0. Il gol spettacolare di Milanetto da un calcio d'angolo battuto da Marcolini, palla al limite dell'area, botta centrale perfetta per coordinazione, impatto col pallone. Milanetto ha pareggiato per il Padova. Sampdoria 1 Padova 1 dopo 1 minuto del secondo tempo. Repice, dove siamo poco più avanti, esattamente 30 secondi più avanti, 3 minuti e 30 dall'inizio del secondo tempo, e da 2 minuti la partita è nuovamente in equilibrio. C'è stato questo strepitoso gol di Milanetto da riraccontare, perché lo merita. C'è stato un calcio d'angolo conquistato peraltro dal genoano in prestito al Padova, Lazarevic, pallone battuto da sinistra a rientrare proprio al centro della lunetta, lì era postato Milanetto, l'impatto col pallone colpito di destro, palla colpita di esterno destro che è andata a infilarsi nel 7
alla destra del portiere della Sampdoria Romero. Per Milanetto un sapore particolare, ricordiamolo, perché Milanetto è dovuto andare via da Genova, ha lasciato il Genoa per dissapori con la tifoseria genoana, seguiti al derby di fine anno fra Genoa e Sampdoria, che condannò la Sampdoria alla Serie B, accusato di essere stato un po' troppo morbido con gli avversari. Milanetto ebbe appunto questi dissapori con la propria tifoseria e alla fine è andato a Padova. Per lui questo gol naturalmente un significato particolare per la partita, il significato di ritornare in equilibrio e di ricominciare con la Sampdoria che ha provato ad attaccare. C'è stata una conclusione ancora di Bertani, sospetta deviazione, così ha rivendicato Bertani di mano da parte di un difensore. L'arbitro, che era appostato benissimo, ha fatto proseguire. Adesso la Sampdoria è nuovamente in attacco, pallone a centrocampo. Al termine dell'azione torneremo da Francesco Leri, ce lo facciamo in questo momento. 4 minuti e 50, Sampdoria 1 Padova 1 Roma. Da sinistra, all'interno del piede destro. Palombo, la Sampdoria torna in vantaggio, calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di Palombo, palla battuta di destro con effetto ad aggirare la barriera e andarsi a infilare nell'incrocio dei pali alla sinistra rispetto alla nostra posizione e rispetto anche alla posizione di battuta da parte di Palombo. 6 minuti e 30 secondi, Sampdoria 2 Padova 1, replice. 8 minuti e 30 secondi a Genova, Sampdoria 2 Padova 1. C'è stato dunque il gol del raddoppio messo a segno da Palombo, una battuta davvero esemplare con Pellizzoli, che è rimasto impietrito a guardare il pallone che aggirava la barriera e andava a infilarsi in alto alla propria destra, dove lui assolutamente non poteva arrivare. Ma adesso c'è ancora il Padova in attacco, un tentativo di Ruopolo di lanciare Cutolo all'altezza del vertice destro dell'area di rigore della Sampdoria, in posizione di attacco naturalmente per il Padova. C'è stato un intervento difensivo da parte di Accardi e il pallone è stato allontanato. È stato però recuperato dai giocatori del Padova nella propria metà campo. La Sampdoria è un po' arretrato dopo il gol del 2-1. C'è stata la veemente reazione del Padova, che prova a guadagnare terreno con Legati sulla sinistra. Lazzarevic scambia con Legati in condizione di effettuare il cross, viene anticipato dal numero 3 Costa, il centrale difensivo della Sampdoria, e il pallone è messo in fallo laterale. Siamo a un paio di metri dalla bandierina di sinistra del fronte d'attacco del Padova. Scambiato il pallone fra Renzetti e Lazzarevic e poi perduto. Riparte l'azione della Sampdoria con Bertani, che supera la linea di centrocampo e si avvicina pericolosamente per il Padova alla propria area di rigore. Palla per Coman che non controlla con la giusta tempestività, si decentra un po' troppo e quando poi va a concludere trova l'uscita di Pellizzoli a sbarrargli lo spazio e anche l'intervento difensivo di Schiavi, che copriva il proprio portiere. La Sampdoria deve accontentarsi di un calcio d'angolo, il quarto della partita. Lo seguiamo e poi torneremo all'Olimpico. Si schiera la difesa del Padova, tutti i giocatori veneti sono nella propria area. Il tentativo di servire Obiang, ma c'è stato l'intervento difensivo efficacissimo da parte di Bovo, che rilancia la sua squadra. 10 minuti e 20 secondi, Sampdoria 2 Padova 1, replice. 15 minuti e 20 secondi, c'è Padalino al limite dell'area, palla per Pozzi, colpo di testa che va a infrangersi sulla traversa proprio sotto gli occhi dei migliaia di tifosi della gradinata sud che affollano la gradinata nord, la gradinata sud. Chiediamo scusa ai tifosi della Sampdoria, la loro gradinata è storicamente la sud. Lì sotto quella traversa è andato a infrangersi il colpo di testa di Pozzi, poteva essere il 3-1, ma c'è ancora nuovamente il Padova in attacco al termine di questa azione. Passeremo la linea allo studio di Roma. 15 minuti e 50 secondi, pallone che viene messo in calcio d'angolo. Sampdoria 2 Padova 1, studio. Pubblicità del portiere Dimitrieschi, quindi il Lazio. Pareggio del Padova, è stato il numero 14 Schiavi a svettare sul calcio d'angolo, anche questo battuto da sinistra, palla in mezzo, più in alto di tutti Schiavi, ha inchiodato per la seconda volta Romero. 21 minuti in questo istante, Sampdoria e Padova 2-2. Bisantis. 22 minuti e 50 secondi, Sampdoria 2 Padova 2. Strana partita davvero, perché nel momento migliore del Padova la Sampdoria è andata in vantaggio all'inizio del secondo tempo. Il pareggio di Milanetto da calcio d'angolo, poi il gol di Palombo, e quando la Sampdoria cominciava davvero a prevalere sul Padova c'è stato quest'altro calcio d'angolo. Ma adesso c'è Renzetti al limite dell'area davanti a Romero, perde il tempo per il pallone sul disturbo
effettuato da Padalino, l'uscita di Romero che gli porta via letteralmente la sfera da sotto il piede. Protestano i giocatori del Padova, ma l'azione ci è parsa regolare, anche l'arbitro era postato benissimo e ha fatto immediatamente proseguire senza alcuna esitazione. Dunque un brivido mentre stavamo ricordando la serie dei gol, e dunque eravamo arrivati a dire che sul 2-1 per la Sampdoria c'è stato un calcio d'angolo, ancora il terzo per il Padova, battuto come il precedente da sinistra, palla in mezzo, questa volta al limite dell'area piccola è saltato altissimo Schiavi e ancora una volta Romeo è rimasto inchiodato, il pallone proprio non ha avuto il tempo di vederlo, ma ha avuto il tempo il Padova di gioire per il pareggio ritrovato. La partita si è totalmente riaperta, c'è un po' di confusione a questo punto, un calcio d'angolo, un calcio di punizione che sarà battuto da 5 metri dal limite dell'area del Padova. Tutto questo quando siamo arrivati a 24 minuti e 25 secondi con il risultato di 2-2 fra Sampdoria e Padova. Repice. Siamo arrivati nel frattempo al 50esimo, l'arbitro in questo momento dice che la partita è finita ed è finita con il risultato di 2-2 fra Sampdoria e Padova. Ricordiamo gli autori delle reti: Bertani per la Sampdoria al 43esimo del primo tempo, gol di Milanetto al primo del secondo tempo per il Padova, ancora in vantaggio la Sampdoria con Palombo al sesto della ripresa, e poi il definitivo 2-1 messo a segno di testa da Schiavi su calcio d'angolo. La nostra radiocronaca qui dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, assistiti da Vincenzo Serra, è finita. Ricordiamo che è la prima partita del campionato di Serie B, Sampdoria 2 Padova 2, linea allo studio.